Amiche e amici dell'hockey su pista, la più cordiale buonasera da Nicola Maragnin, in diretta qui dalla Pala Vaccari di Montecchio Precalcino. Tra qualche minuto i padroni di casa del Montecchio incroceranno le stecche con la Veneta Lab Breganze in un incontro valevole per la quinta giornata della Coppa Italia di categoria A2. Vicino a me qui in cabina di regia Luca Marcanzan e Carlo Dalla Valle, che saluto e ringrazio. Partita interessante, vediamo un po' anche come sono arrivate le due formazioni a questa quinta giornata. Innanzitutto ricordiamo un po' la classifica. Finora sono state giocate 4 partite, comandano a pari merito, a pari punti, Diadema Roller di Bassano e l'Hockey Tiene con 9, poi troviamo appunto l'Hockey Breganze di Gabritiella con 7, Montecchio Precalcino con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte, la Y Sport Valdagno con 4 punti e fanalino di coda l'Hockey Trissino, che oggi è impegnato in quel di Tiene al Palaceccato. Avremo modo anche, qualora l'inerzia della partita ce lo permetterà, di darvi anche qualche flash sulla partita del Palaceccato tra Tiene e Valdagno appunto. Allora, abbiamo detto appunto che le formazioni sono separate in classifica solamente da un punto. Veneta Lab Breganze, insomma, non ha bisogno di presentazioni. L'anno scorso in A1, squadra che unisce esperienza e anche tanta gioventù. Insomma, ricordo che l'anno scorso Breganze era impegnato su tutti e due i fronti, in A1 e poi con la A2 sempre di Gabritiella. Praticamente la formazione che leggeremo tra poco con l'aiuto della grafica di Luca Marcazzan, sostanzialmente un merge tra le due formazioni dell'anno scorso. Insomma, allora ripartiamo subito con gli ospiti del Breganze, vediamo se entreranno con la classica divisa in rosso-nero o se ci sorprenderanno con qualche scelta cromatica come è successo l'anno scorso, in cui appunto la formazione breganzese si è presentata come una formazione rosa shocking per esigenze di marketing. Comunque partiamo subito con la lettura delle formazioni. Breganze schiera in porta Marco Todeschini, il numero 1, un ex. Antonio Tagliapietra con il 13, con il numero 28 Tommaso Battaglin, con il 5 Pietro Agostini, con il 14 Facu Posito, altro grande ex, con il 53 il capitano Stefano Dal Santo, con l'88 Cristian Costenaro, con il 27 Giovanni Tagliapietra, con il 25 Giuseppe Tagliapietra e con il numero 87 Tommaso Volpe, sotto la guida tecnica di coach Gabritiella. Risponde il Montecchio Precalcino Hockey con il numero 1 Marco Zanfi, con il 5 Franco Giuliani, che è anche capitano da quest'anno, Thomas Crovadone con il numero 6, Filippo Tiella con il 7, Davide Zannini con il numero 8, Nicola Pozzo con il numero 9, Gianni Carraro con il 12, Michele Dalla Valle con il 44, Andrea Dalla Valle con il 77 e con il 10 Riccardo Pozzato, sotto la guida tecnica di coach Martin Tinestar. Fischietti sono il signor Giorgio Fontana di Milano, coadiuvato al tavolo dei refertisti da Luca Garzotto di Sarcedo. Entrano ora anche i breganzesi, insomma nessuna sorpresa dal punto di vista cromatica, classica e storica divisa in rossonero per la formazione di coach Gabritiella, scelta della pallina, operazioni sempre interessanti da vedere con i due capitani. Da una parte Stefano Dal Santo, che gioca con una vistosa maschera a proteggergli l'arcata sopraccigliare, perché appunto ha avuto la settimana scorsa uno scontro con Crocco nell'ultima appunto giocata dal Breganze appunto con la Y Sport di Valdagno. Partita terminata con un 3-3, Breganze molto volatile come formazione, perché appunto dopo l'iniziale debutto in Coppa Italia con un 4-2 su Trissino, sul giovane Trissino, che non ha assolutamente sfigurato,
è andato a trovare poi l'Hockey Tiene in casa appunto della formazione giallo-blu di Nicola Rettis, perdendo per 5-2, poi colpaccio in quel dell'area Caneva contro la capolista, il Diadema Roller di Bassano, per 4-0, insomma un punteggio che non ha lasciato tanto spazio all'immaginazione, e poi una piccola battuta d'arresto con il Valdagno, anche questo infarcito di giovani che però hanno iniziato appunto a carburare. Dall'altra parte l'Hockey Montecchio Precalcino, debutto particolarmente abulico contro il Roller di Bassano per 2-0, la sconfitta della formazione di Hinestar, poi la buona prestazione contro la Y Sport Valdagno per 3-2, partita veramente portata a casa con le unghie e con i denti, poi il derby perso 15 giorni fa qui alla Palavaccari contro l'Hockey Tiene, partita che sostanzialmente pur con tanta buona volontà i ragazzi del coach argentino non sono riusciti a raddrizzare, e poi invece la convincente vittoria per 5-2 in quel del Paladante lo scorso 19 ottobre ai danni appunto dell'Hockey Trissino. Vediamo anche un po' i marcatori, perché appunto è interessante vedere come Bregante sia sostanzialmente la cooperativa del gol, perché nelle 4 partite troviamo Cristian Costenaro, Facu Posito a quota 3 gol, poi Giovanni Tagliapietra e Tommaso Volpe con 2, poi Pietro Agostini, Tommaso Battaglin e Stefano Da Santo, il capitano, a quota 1. Dall'altra parte Andrea Dalla Valle, ottimo l'impatto del 77 biancoverde, tra l'altro breganzese lui, nella formazione di Hinestar con 5 gol in 4 partite. A seguire Franco Giuliani, il Ciupe con 2 marcature nelle 4 convocazioni, e poi Thomas Crovadore, un gol, così come Davide Zanini. Sembra sia tutto pronto qui, qui alla Palavaccari. Vediamo anche i quintetti base. Partiamo con la formazione padrona di casa, con Franco Giuliani, Michele Dalla Valle, Davide Zanini e Andrea Dalla Valle, che assisteranno e proteggeranno le spalle, o meglio la fronte di Marco Zanfi, che si sta accasando in porta. Dall'altra parte Posito, Tagliapietra, Agostini, Dal Santo e Tagliapietra Giuseppe, quindi 2 dei 3 fratelli Tagliapietra schierati nel quintetto base da coach Gabritiella. Sembra tutto pronto, adesso anche Giuseppe guadagnerà la propria posizione. Signor Fontana chiede al portiere biancoverde se è tutto ok, anche Giuseppe fischia giù il gettone, partita Montecchio Breganze, in avanti subito gli ospiti con Facu Posito, grande ex della partita, che impegna già subito Marco Zanfi. Facu amatissimo qui dal pubblico del Palavaccari, anche stecca d'oro nel campionato 21-22, qui appunto a difendere i colori di Montecchio. Quello score lì ha permesso sostanzialmente poi alla formazione bianco-verde di guadagnare la sua prima storica promozione in A1, esperienza che è durata un anno, così come è durato un anno il passaggio di Breganze, e attenzione al tiro dalla lunga distanza di Franco Giuliani. È durato sostanzialmente un anno anche la permanenza del Breganze in A1, è andato su appunto 2 anni fa, l'anno scorso è retrocesso appunto anche insomma quella classifica un po' così con il Vercelli, che ha dovuto salutare anzitempo la serie maggiore, appunto se la sono giocata alla fine insomma con Monza Giovinazzo e appunto Breganze. E allora Agostini sulla sfera per Capitan Dal Santo, in avanti per Tagliapietra, e allora riparte Andrea Dalla Valle, stecca caldissima quella del 77, appunto una tripletta per lui in quel del Trissino. Pallina che tocca il soffitto, come da regolamento il signor Fontana alza 2 dita al cielo, si dice che bisogna riprendere l'ingaggio da metà pista, e allora i 2 ragazzi de San Juan, che sono Facu Posito e Franco Giuliani, parla sempre più argentino la formazione del presidente Toniazzo, perché appunto oltre a Franco Giuliani
e quest'anno coach Inestar è arrivato anche Nahuel Calvo, lui sempre di San Juan, però sponda estudiantil bianco-verde come appunto il Montecchio. E allora ripartiamo in diretta con Andrea Della Valle, anche lui con un vistoso cerotto sulla nuca. E allora di nuovo tagliapietra, sgasa in avanti il numero 87, però riparte il ciuppete. Franco Giuliani solo contro tutti, ci mette il fisico e anche il gambale Giuseppe Tagliapietra, inibisce l'azione del 5, riparte il doppio 7, Andrea Della Valle, Davide Zanini. Vediamo se ragiona, no, preferisce il taglio sempre per Michele Della Valle, approfitta di una pallina vagante e Davide Zanini porta in avanti Montecchio, sposta l'equilibrio del match, felice come una Pasqua il ragazzo di Preara. Montecchio 1, Breganze approfitta di una... Sono andati 2 minuti e 23 secondi dall'inizio del match e allora Montecchio 1, ti vediamo come risponde ora Breganze, sempre dalle retrovie, fa Cuposito per Dalla Valle, Agostini. In avanti il 27 riceve Tagliapietra e allora sempre da dietro fa Cuposito, riparte ancora per il capitano, il 53 in avanti si accentra ora, attenzione Agostini, di nuovo Tagliapietra, attenzione 7 secondi utili per finalizzare l'azione d'attacco, però l'arbitro, vediamo se fischia, la sirena ancora non suona. E allora adesso però nel frattempo ha preso la pallina uno di Montecchio, l'arbitro invece comanda la rimessa per Montecchio, evidentemente insomma, ha interpretato in senso restrittivo questi 45 di sirena. E allora solito schema con Marco Zanfi che tocca per Franco Giuliani, marcatura altissima da parte di Agostini e allora il ciuppete si libera in qualche modo d'esperienza. Sente l'odore del sangue Andrea Della Valle, fa buona guardia Giuseppe Tagliapietra e allora di nuovo Davide Zanini in avanti per Michele Della Valle, cercava un servizio retroporta per Andrea Della Valle, non sono parenti i due e allora da distanza siderale riparte Franco Giuliani, in avanti il 5, vediamo se tenta la conclusione, per un attimo sì, però cerca un'imbeccata per Andrea Della Valle, cioccolatino servito, non ne approfitta il 77, allora partita senza un attimo di tregua. Allora Tagliapietra, Giovanni per Pietro Agostini, Stefano Dal Santo, guarda, alza il periscopio il capitano, tenta la botta, fuori misura decisamente un paio di metri addirittura. Pietro Agostini per fa Cuposito, sgasa in avanti il 14. E allora Giovanni Tagliapietra, ottima l'azione di Marco Zanfi, però attenzione Andrea Della Valle lascia la stecca lì, gli sventola davanti il naso il cartellino blu, il signor Fontana, finisce per 2 minuti nella panchina dei cattivi Andrea Della Valle. Insomma c'è stato un po' un mormoreggiamento da parte del pubblico di casa ovviamente, però insomma vediamo se anche con il replay più tardi di Luca Marcazzan vedremo, anzi lo vediamo subito, l'azione con Zanfi che libera, anticipa il tempo Stefano Del Santo, finisce a terra in contatto, insomma la stecca di Andrea è rimasta lì, insomma c'era la pistola fumante proprio sul luogo del delitto, pertanto inflessibile il direttore di gara. Punizione di prima, 2 minuti se questa non verrà trasformata in power play come dicono quelli bravi, però intanto vediamo chi finisce sul dischetto di tiri più distanti e fa Cuposito, uno specialista. E allora fa Cuposito contro Marco Zanfi, insomma un ex montechiese contro un ex breganzese. Fa Cuposito, muove la pallina, Facu e l'istinto del killer. 1-1, pareggia i conti Facundo Opposito, anche lui di San Juan. 1-1 il match quando se ne sono andati i primi 4 minuti e 30 dall'inizio del match. Insomma finora l'unica luce
che si è accesa è quella delle marcature, 1-1, nessun fallo di squadra, anzi sì, 2 falli di squadra a carico dei locali, nessun time out. Allora Elsinco ci prova con una conclusione delle sue, Davide Zanini in avanti, Lotto insiste e guadagna questa pallina, dietro porta Michele Dalla Valle, preferisce alleggerire per Franco Giuliani, ancora per Michele Dalla Valle, vediamo se premia il taglio di Nahuel Calvo, è entrato anche lui in pista ora, Nahuel anche lui di San Juan, appunto l'avevo prima accennato, proviene dall'Estudiantil, San Juan, città pazzesca che ha dato veramente i Natali a fior di campioni. Ne abbiamo una degna rappresentanza qui perché oltre ai 3 argentini in pista c'è anche coach Ginestar che è originario di San Juan. E allora attenzione ai secondi, suona la sirena, troppo tardi, e allora si riparte con una punizione dal vertice basso dell'area della porta difesa da Giuseppe Tagliapietra. E allora Posito per Del Santo, in avanti per Giovanni Tagliapietra, ringhia su di lui Franco Giuliani, scontro fra capitani, lo cintura in qualche modo, per il direttore di gara va tutto bene, attenzione Davide Zanini, e allora anche in questo caso c'è un tiro piazzato e sarà un rigore che vedrà uno di quelli di Montecchio andare appunto sul dischetto per batterlo, probabilmente sarà Franco Giuliani, vediamo se sarà Franco, no, Michele Dalla Valle. Michele Dalla Valle appunto con sulla sfera, attenzione, tutto pronto, signor Fontana, fischietto in bocca, tira Michele Dalla Valle, la pallina sorvola e non di poco la traversa di Giuseppe Tagliapietra, niente di fatto, quindi di nuovo Breganze, di nuovo Montecchio, e allora Calvo in avanti, non si capisce con Michele Dalla Valle, gioco a 2, attenzione di Breganze con Del Santo che non riceve, e allora Capitan Giuliani cerca il servizio per il suo connazionale, ora Nao Calvo, allora cerca un'idea, la trova rifugiandosi in Michele Dalla Valle, pallina che stava volando, un missile terra-aria, la stoppa Stefano Del Santo. Duello particolarmente interessante, quello tra 2 capitani, non se le mandano a dire Franco Giuliani e Stefano Del Santo, 2 caratterini niente male. E allora Facu Posito prova a fare il pompiere con il direttore di gara, vediamo se no, si riparte con una semplice rimessa da parte di Breganze. A un certo punto pensavo che San Fontana tirasse su il suo indice per segnalare qualche warning, e ora Nahuel Calvo con coraggio in avanti si rifugia verso il suo amico Franco Giuliani, che è un po' lo zio di tutti a Montecchio dall'alto dei suoi 31 anni. E allora Andrea Dalla Valle, ottimo l'impatto del 77 qui a Montecchio, insomma classe cristallina quella del giocatore numero 77, l'anno scorso appunto in A1 a Breganze, compagno di squadra di Facu Posito e di Del Santo, poi ha concluso la sua stagione a Sandrigo in A2. Di nuovo Andrea per Davide Zanini, attenzione 7 secondi che mancano per finalizzare l'azione, allora, tutti dicono a Davide prova a tirare, la pallina resta lì, Nahuel Calvo, ci arriva prima il suo connazionale Facu Posito, Agostini in avanti il 5, tutto regolare per il signor Fontana. Allora Andrea Dalla Valle, blocco di Nahuel Calvo che per la verità blocca anche l'azione del 77, si riparte da Franco Giuliani, all'indietro per Zanini. Ora fase di studio, attenzione, la pallina si impenna, resta in pista, sempre Davide, giro porta per lui, circonnaviga i pali di Tagliapietra, sempre per Nahuel Calvo, un po' troppo timido il numero 4, e allora Posito, Del Santo, Agostini, duello fra 5, incredibile, con Franco Giuliani che è la meglio, ora no look di Davide Zanini per Nahuel Calvo, il passaggio di
di ritorno non è preciso e allora Franco Giuliani, botta pazzesca, schema questo per cercare una deviazione da parte di Andrea Dalla Valle, però il fallo di squadra ora è il numero 4 a carico di Montecchio. Attenzione, Montecchio, squadra abbastanza fallosa, abbiamo visto insomma che nelle prime gare soprattutto di questa A2 insomma ha collezionato un bel po' di falli, ha fatto andare un paio di volte la squadra avversaria in bonus e adesso insomma a 16:31 dalla fine del primo tempo già con 4 falli di squadra, ma soprattutto con la squadra ospite ancora ferma sullo 0, questo sicuramente può essere un tema e una chiave di lettura. Allora Tagliapietra prende Nau Calvo, attenzione Nau e Calvo, pattini nero-verdi, insomma ricordate le Studiantil da dove proviene, stessi colori sociali, i bianco-verdi. E allora Nicola Pozzo, il 9 è entrato anche lui, allora Giuliani, Calvo, Dalla Valle e Pozzo, vediamo gioco a 2, Tagliapietra, miracolo di Marco Zanfi. Allora Dal Santo, stecche dappertutto, riparte Franco Giuliani, ancora il 5 solo contro tutti, Piccadigna che però non ha fortuna e allora carica, attenzione, con un fallo di squadra, platealmente Giovanni Tagliapietra rimane a terra, attenzione, scintille tra Giuliani e i giocatori rossoblu. Il direttore di gara dice basta, questa è l'ultima che mi fai. Pubblico di fede breganzese che sta siepando sì con una certa presenza anche qui gli spalti del Palavaccari. Allora, Wording al numero 4 e Wording al numero 53, quindi finiscono come sanzionati con un provvedimento disciplinare Nauel Calvo e Stefano Dal Santo. L'abbiamo sentito proprio in diretta, non abbiamo mica visto l'indice del signor Fontana alzarsi, ma l'abbiamo sentito proprio qui a chiare lettere dalla nostra postazione. Abbiamo la fortuna di avere una balconata qui al Palavaccari che ci permette di ascoltare i time out e anche le comunicazioni tecniche del direttore di gara verso il suo omologo secondo, che oggi è appunto Luca Garzotto, e ai refertisti. Allora Nauel Calvo per Andrea Dalla Valle, per Franco Giuliani, ancora in avanti il 5, chiusa la linea di tiro, ci mette il guantone Giuseppe Tagliapietra, protestano i biancoverdi per una carica a loro modo di vedere del capitano rossonero. E allora Franco Giuliani, derby dell'Astico veramente interessante, insomma la miccia si è accesa dopo 8 minuti dall'inizio della partita, svirgola la pallina Stefano Dal Santo e allora il primo totem che si accende di verde è quello lato Breganze e allora noi ci fermiamo 2 secondi per rifiatare. Allora finisce questo primo time out, diamo anche un velocissimo outlook con il Tiene che sta vincendo per 3-0 contro i giovanotti del Trissino. Valdagno e Bassano giocheranno domani al Pallalido. Allora riprendiamo in diretta con Montecchio, Franco Giuliani, attenzione, la pallina resta lì, Nauel Calvo ci arriva per primo, però la stecca di Dal Santo con più esperienza gli toglie il possesso della pallina e allora Facu Posito si affida
alle proprie certezze coach Gabritiella, però inserisce dopo questo time out Battaglin e Cristian Costenaro, quindi il 28 e l'88. Nahuel Calvo con una deviazione rischiava di trasformarsi nel secondo gol per Montecchio, ma un rimpallo, insomma alla fine Giuseppe Tagliapietra ha fatto buona guardia, e allora adesso fallo di squadra a carico degli ospiti. Sono lievitati a 3 in un amen i falli per Breganze, quindi Franco Giuliani sulla pallina, vediamo se chiama lo schema, vediamo se passerà per Andrea Della Valle oppure per Nicola Pozzo leggermente spostato sull'autodestro. Sono Fontana fischia, tenta la botta, il 5, la pallina resta lì. Attenzione con Giuseppe Tagliapietra che aveva tentato di allontanare la minaccia, però la pallina è rimasta lì, e allora Cristian Costenaro di fisico, il ragazzotto numero 88, fratello di Silvio Costenaro, anche lui bandiera di Breganze, e allora fallo di squadra, il numero 5 a carico di Montecchio, e adesso d'esperienza. Battaglin, sta succedendo letteralmente di tutto, con Montecchio che ora riprende il possesso della pallina. Nahuel Calvo tenta il tiro e con un miracolo Giuseppe Tagliapietra dice di no a Nicola Pozzo. Nicola l'anno scorso nessun gol in Coppa Italia, ma 9 pesantissimi gol in campionato che hanno permesso alla formazione allora guidata da Ivano Zanfi di guadagnare comodamente la salvezza. E allora fallo di squadra ora numero 4 per Breganze, derby che si sta accendendo. Vediamo se l'intensità della sfida continuerà così, perché veramente già sono 9 i falli di squadra fischiati, già un cartellino blu, e allora Franco Giuliani e poi tanti argentini in pista, e si sa che chi ha sangue latino nelle vene quando succedono queste cose si accende ancora di più. Allora ci pensa Battaglin a sfruttare una ghiotta occasione in contropiede, porta Breganze in avanti, break della formazione in rossonero che ribalta il risultato. Tommaso Battaglin che appunto ha siglato con questo la sua prima marcatura in questa Coppa Italia. Allora coach Tiella richiama Tommaso Volpe vicino a lui per dargli qualche indicazione. Fa cenno l'87 con un colpo sulla balaustra con la sua stecca di aver capito bene l'antifona, e allora Montecchio si trova ora in svantaggio. Mancano quasi 13 minuti alla fine di questo primo combattutissimo tempo. Anche gli inservienti qui al Palavacari puliscono un'area che ne ha vista di cotte e di crude in questi primi minuti, insomma, tra due gol, risse e falli, insomma. C'è bisogno di asciugare la pista del Palavacari, va tutto bene finché si tratta di sudore. E allora Andrea Della Valle con il sangue negli occhi, e il 77 in un amen ripristina la parità Montecchio con il suo bobber. Andrea Dalla Valle nel più classico gol degli ex, che porta a 6 le sue marcature personali in questa Coppa Italia, ma soprattutto fa accendere il numero 2 sul tabellone qui al Palavacari dalla parte di Montecchio. Sempre qualcuno a terra, sempre qualche stecca che vola. Pubblico particolarmente vivace sia lato Montecchio che lato Breganze. Buona rappresentanza qui sugli spalti. E allora Tagliapietra, Franco Bollato da Franco Giuliani, il 5 con tutta la garra del mondo cerca la conclusione, riparte Tommaso Volpe, ma sempre il 5 in avanti. Battaglin, fallo di squadra numero 5, parità anche nei falli di squadra, con un colpo di stecca da parte di Tommaso Battaglin su Nicola Pozzo. Insomma, si scambiano il 5-2, si conoscono insomma dall'Under 11. E allora rientra Davide Zanini, passerà per Andrea Dalla Valle,
stringe troppo l'angolo di tiro, nulla di fatto. Allora Tommy Volpe intercetta Nahuel Calvo e allora Andrea Della Valle riparte dalla sua metapista in avanti 77, passa per l'8 di Preara, sempre Andrea, giro porta per lui, cerca l'innesto sempre di Davide Zanini. Allora Nicola Pozzo per Calvo, con coraggio prende la pallina con un fallo, è il numero 6 a carico di Montecchio. Attenzione, 11:43 alla fine del primo tempo, agganciato tagliapietra però Marco Zanfi dice di no al Montechiese ormai in pianta stabile a Breganze, si porta avanti la pallina Battaglin con il guanto, è stato visto chiaramente dal direttore di gara, e quindi si riparte con Montecchio. Nel frattempo fa il suo esordio con la maglia numero 23 Riccardo Tognazzo, e allora Nahuel Calvo diagonale fuori misura, sempre il 4 argentino Andrea Della Valle, pallina che resta lì, miracolo di Tagliapietra, schiacciata di Davide Zanini, partita vivacissima, partita piacevolissima. E allora Tognazzo con coraggio, Davide Zanini all'indietro per Nahuel Calvo, sta trovando minuti importanti l'argentino, ha debuttato 7 giorni fa proprio a Trissino. E allora Andrea Della Valle, slalom del 77, si rifugia sempre nel 4, 19 secondi che mancano alla fine dell'azione. Dalla Valle, la pallina sempre di Montecchio, protesta il direttore di gara e si becca un blu, protesta Stefano Del Santo, si becca un blu per proteste, se ne va nella panchina dei cattivi. Pubblico veramente infuocato questa sera al Palavaccari. E allora in power play Montecchio, se appunto non riuscirà a trasformare questa punizione di prima, tutte le prove, tutti gli indizi portano a Davide Zanini come battitore di questa punizione di prima. Così è, insomma, Davide sicuramente specialista per quanto riguarda questo fondamentale, anche se in questa Coppa Italia ha uno 0 su 1 dai tiri più distanti. Allora tutti quanti appostati vicino all'area di Marco Zanfi, e ora il duello sarà tra Giuseppe Tagliapietra e Davide Zanini. Si prende il suo tempo, il signor Fontana è andato a spiegare alla fine il blu, tutto pronto, vediamo se Davide muove pallina, così è, muove pallina, Davide Zanini, marcato da Giuseppe Tagliapietra che gli dice di no. Attenzione ancora Davide Zanini, gioco a 2 con Tognazzo con il pattino, però resta a terra. Attenzione Davide Zanini, riparte Breganze, riparte con Tagliapietra, e allora Franco Giuliani ha trovato quello giusto per ingaggiare un duello, gli dà una mano anche Tognazzo, alla meglio il 5 del San Juan. E allora in avanti Franco, si intercetta il tiro, il passaggio Tommy Volpe, allora Tagliapietra, insomma qualche strascico nel passato, sono tra i fratelli di Tagliapietra che sono andati in quel di Breganze, stecca Montechiese che colpisce quella breganzese, semplice fallo di squadra, e il numero 7 per la verità, 5 ne ha commessi Breganze, insomma probabilmente nella sua testa il direttore di gara ha derubricato questo fallo come semplice fallo di squadra. Battaglin per Giovanni Tagliapietra, ancora Tommy Battaglin, il 28 in buca d'angolo. Dall'altra parte sempre Battaglin, si arrampica sulla balaustra il signor Fontana, non aggancia Giovanni Tagliapietra. Franco Giuliani non vuole perdere neanche un 1 contro 1, chiama a raccolta i suoi, rifiata Andrea, Franco gli dice vai dietro la porta, lo ascolta, e allora
Tommaso Volpe su di lui, Franco Giuliani gode di una certa libertà, si libera di tagliapietra, ottimo il servizio per Toniazzo, sempre il 5, ancora per Toniazzo, il giovane 23 serve il 77 e allora Toniazzo, Giuliani, sempre Franco, linea di tiro abbastanza libera, ce l'ha sempre lui, però decide di passare la pallina per una posizione più comoda che quella di Davide Zanini, la pallina schizza in alto e si ripartirà con la sfera in possesso di Breganze. Allora Battaglin, Tommy Volpe ci arriva, tiro che però Zanfi blocca, azione magistrale da parte di Facu Posito, rientrato in pista, ha cercato anche lui il servizio in mezzo, però fa buona guardia la difesa di Montecchio, decripta come pericoloso questo messaggio, riparte Franco Giuliani e il 5 cerca sempre Toniazzo, tante lamentele da parte dei giocatori in pista, gioco a 2 di Breganze, si salva in qualche modo Montecchio, allora Franco Giuliani, gioco a 2 adesso dalla parte di Montecchio, servizio un po' troppo lungo da parte del 5 per Davide Zanini, vediamo se tenta l'azione in solitaria, sì, ritorna il possesso breganzese, fallo di squadra, attenzione numero 8, mancano 7,44 alla fine della prima frazione di gioco e Montecchio è già ad un fallo dalla luce rossa del totem, attenzione, allora Toniazzo dribbla tagliapietra, pressing alto del 13 e allora Toniazzo in avanti, passa per Davide Zanini, troppe maglie rossonere, vola a terra dalla valle, gioco di prestigio del 77, si riparte da Franco Giuliani, 22 secondi ancora per poter battere a rete, allora in qualche modo il 5 con la sua pattinata mette in mezzo, esterno della rete e di nuovo Andrea Dalla Valle con un dritto quasi tennistico porta adesso Montecchio in avanti per 3-2, doppietta di Dalla Valle, gol numero 7 per lui in questa Coppa Italia 24-25 e adesso time out chiesto da Martin Hinestar. Allora non ci stiamo di certo annoiando qui al Palavaccari, partita abbastanza vivace, 5 gol, 13 falli di squadra in 19 minuti, anzi 18 per la verità. Allora attenzione, cartellino blu per Franco Giuliani, attenzione, scintille con Agostini, vediamo ora con l'aiuto di Luca Marcazzan di capire un po' cosa è successo. Io stavo ancora commentando la ripresa del gioco, vediamo se appunto con la regia riusciamo a capirne qualcosa in più. Niente, purtroppo non, il contatto è avvenuto non in favore di telecamere. Comunque è importante per Breganze che ora Montecchio sia in soli 3 giocatori di movimento, ma soprattutto è importante per Breganze che ci sia Tommy Volpe sul dischetto dei rigori, quindi espulsione per Franco Giuliani temporanea e rigore per
Breganze, accesissima la partita, accesissimo il pubblico, accesissimi i giocatori in pista, insomma un derby dell'Astico che non sta tradendo assolutamente le attese. Allora vediamo se Tommy Volpe avrà la possibilità, anzi la possibilità ce l'ha, avrà la freddezza, la fortuna, l'intuito per mettere a referto il punto numero 3 per Breganze, o se con qualche miracolo di Marco Zanfi Montecchio continuerà a giocare per ancora qualche secondo in inferiorità numerica. È tutto pronto. È tutto pronto. Tommaso Volpe tenterà il tiro. Tutto a posto. Tira Tommy Volpe e mette il punto numero 3 per Breganze. 3 Montecchio, 3 Breganze, 6:49 alla fine del primo tempo, 8 falli di squadra per Montecchio, 5 per Breganze, derby incredibile. In questo momento sembra proprio una partita da tripla, non mi sogno assolutamente di dare pronostici, insomma le due squadre sono divise da un punto solo in classifica. 3 pari quando stiamo arrivando al tramonto del primo tempo. E allora Nauel, attenzione, grande azione da parte di Calvo, riparte il suo connazionale e concittadino Faco Posito, il 14 in avanti per Tagliapietra. Giovanni perde la pallina, finisce a terra, deraglia Davide Zanini, ottimo gioco di prestigio di Michele Della Valle. Nauel Calvo a tu per tu con Agostini, gli finisce la stecca sul basso ventre. Vediamo, semplice fallo di squadra questo giudicato dal direttore di gara. Siamo a 9, si accende la luce rossa sul totem lato Montecchio. Ora il signor Fontana spiega in italiano, in brianzolo, al giovane argentino di calmare un po' gli animi. Abbiamo visto il fallo di squadra, sicuramente sì, la stecca probabilmente è rimasta lì sullo stomaco di Agostini e quindi sì, sembra di sì. Quindi fallo di squadra, però il direttore di gara chiede al personale tecnico qui di Montecchio del Paravaccari di pulire la pista. Vediamo se entreranno. Così è. Ne approfittiamo anche noi per rifiatare, perché con Luca Marcazzan e Carlo Della Valle stiamo facendo gli straordinari per cercare di prendere e riprendere tutte le azioni salienti di questo derby. Insomma, non so, Luca, il tuo disco rigido si sta già riempiendo di highlight, perché una partita veramente ricchissima di avvenimenti, di eventi, insomma, cartellini blu da tutte e due le parti, falli di squadra, gol, time out, proteste. E allora Tagliapietra si riparte con il gioco. Nicola Pozzo su di lui, a sportellate i due. Pozzo su Tagliapietra, finisce a terra il giovane montechiese in forza al Breganze. E allora Nauel Calvo in avanti, Nauel per Nicola Pozzo, e allora Nicola per Davide Zanini, in avanti bene per Dalla Valle, sempre per Calvo. Vediamo se il giovane argentino decide di mettersi in proprio, così non è, tenta comunque la battuta a rete. Davide Zanini, la pallina resta lì, più lesti quelli in bianco-verde, un po' di una sbavatura. Adesso saranno 5 i secondi fischiati dal direttore di gara, fallo antisportivo. Si riparte da quel punto lì, dice il signor Fontana. Agostini e Michele Dalla Valle, prende la pallina Facu Posito, bene in mezzo, in quota per Agostini, in qualche modo prende la pallina, rientra Stefano Del Santo. E allora Tommaso Volpe, marcature strettissime in avanti. E allora Stefano Del Santo, un'autostrada sulla destra, si accentra
riparte Nicola Pozzo, bene in mezzo per Davide Zanini, no look per Michele Dalla Valle, passaggio in quota, la prende Di Nuca, non si può segnare di testa nell'hockey, fischio del direttore di gara. Allora Stefano Dal Santo, d'esperienza il 53, in avanti il capitano, cerca Agostini sul secondo palo, riceve ora da retroporta, insospettabilmente fa Cuposito dalle retrovie, sempre dalle retrovie per Tommy Volpe, spazi chiusi, ripiega Dal Santo, tiro che si impenna, la pallina resta però dentro l'area utile e allora riparte Montecchio, in avanti Davide Zanini, taglio di Michele Dalla Valle, la riceve ora la pallina, Nicola Pozzo, Nick in avanti, passa per Nahuel Calvo, allora il 4 per l'8 per il 44 Montechiese, sempre Davide Zanini, 3,51 alla fine del primo tempo, finisce sempre a terra qualcuno, in questo caso è stato Stefano Dal Santo, si tocca, attenzione, lo zigomo dall'altra parte dove si era fatto male, però insomma la maschera è rigida, attenzione, fallo di squadra, siamo arrivati al 10°, time out chiesto da... No, per la verità non vedo la luce verde che si è accesa, appunto è interrotto il gioco semplicemente per il 10° fallo di squadra, quindi finisce in bonus Breganze e quindi fa Cuposito contro Marco Zanfi, fa Cuposito che sui tiri diretti sostanzialmente Facu ne ha già segnato uno oggi, quindi siamo a 2 su 5 nelle punizioni di prima di questa Coppa Italia. Vediamo ora se la sesta gli permetterà di arrivare al 50% di percentuale di realizzazione o se sarà ancora più bassa. Nel frattempo insomma conciliabolo tra le due panchine e i rispettivi giocatori. Vediamo Gabritiella Lavagnetta alla mano e poi dall'altra parte Martin Hinestar a caricare i suoi come molle. Vita facile per Martin Hinestar nei time out perché c'ha l'allenatore in seconda che è Franco Giuliani, che ci pensa sicuramente anche il ciupete a caricare a dovere i propri compagni. Allora fa Cuposito contro Marco Zanfi, se me lo ricordo ex compagni di squadra nella prima parte della stagione l'anno scorso in quel di Breganze in A1. Allora Posito contro Zanfi, vediamo se muove pallina, così è. Ancora Posito, pallina che finisce alta e la sfera ora resta di Montecchio, sbaglia Facu Posito, quindi 1 su 2, 50% di realizzazioni di giornata, un po' meno quelle di questa Coppa Italia. Allora, come fosse successo niente, Nahuel Calvo si scontra con Davide Zanini per il predominio della pallina. Dai e vai tra Dalla Valle e Pozzo, ne approfitta Tagliapietra, in avanti Giovanni, prima chiaramente il 13 era Antonio, non hanno mai giocato assieme i due, si somigliano tantissimo i due fratelli Tagliapietra. E allora in avanti Nicola Pozzo, in avanti per Nahuel Calvo, Michele Dalla Valle, ancora Nau, sempre no look di Davide Zanini, sempre per il 4 come un falco. L'8 stava per mettere il punto numero 4 a favore di Montecchio, sempre
Zanfi con il suo solito miracolo, in avanti Michele Dalla Valle, in mezzo male per Nicola Pozzo. Ora non c'è un attimo di tregua, sempre Breganze, sempre Composito, carica però Michele Dalla Valle, va tutto bene per il direttore di gara e ora è il Palavaccari a tinte bianco-verdi a protestare vivacemente per questo fallo non fischiato. Montecchio, allora, rientra Andrea Dalla Valle, i famosi chili e centimetri per Montecchio. Allora Calvo per Pozzo, cerca un passaggio sicuro in Michele Dalla Valle, attenzione 11 secondi che mancano alla fine dell'azione utile. Allora, Calvo segna con la sua stecca Zanfi la fine del tempo, riparte Breganze, riparte Del Santo con un diagonale clamoroso che però non trova Zanfi impreparato, anzi rimette la pallina per Franco Giuliani rientrato e allora Ginestar si affida all'artiglieria pesante in questi ultimi 67 secondi di primo tempo, ultimo giro di lancette fra poco. Allora Nicola Pozzo, blocco di Andrea Dalla Valle, Agostini riesce a smarcarsi, lo francobolla Nahuel Calvo, 54 secondi ancora da giocare. Allora, Dal Santo con Dalla Valle, riparte il capitano rossonero, ottimo break però con un fallo, 11° fallo a carico di Montecchio. Dal Santo, la pallina sta lì, il direttore di gara dice che bisogna ripartire da quel punto lì. Allora fa Composito per Dal Santo, a sportellate Posito e Giuliani, se non si ricordano di qualche screzio in quel di San Juan. E allora Franco Giuliani, Andrea Dalla Valle cerca un'idea, la trova sempre in Nahuel Calvo. Franco Giuliani, 12 secondi alla fine del tempo utile, sempre la pallina rimane lì, mancano 4, 3, 2, 1 secondo, finisce qui il primo tempo, un primo tempo in cui non ci siamo assolutamente annoiati. Finisce il primo spicchio di partita con un pirotecnico 3-3. Nel frattempo vi aggiorno anche sul risultato del Pala Ceccato Tiene sta conducendo per 4-1 sul Trissino e noi ci risentiamo fra 9 minuti e 45 secondi qui in diretta dalla Palavaccari.
Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it. We all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group.
CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino. Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it. Allora, ritorniamo in diretta qui dalla Pala Vaccari. Abbiamo lasciato le squadre sul 3-3 dopo la prima frazione di gioco. Partita abbastanza vivace, 11 falli a carico di Montecchio, 5 a carico di Breganze, 6 gol. Quelli di Montecchio li hanno segnati Davide Zanini e Andrea Dalla Valle, mentre per Breganze la cooperativa del gol Facu Posito, Tommaso Battaglin e Tommaso Volpe, appunto. Partita decisamente vivace, 3 cartellini blu. E allora riparte la partita. Franco Giuliani intercetta Stefano Dal Santo, appunto l'ho ricordato anche nel proemio della partita. Gioca con una vistosa maschera che gli copre il setto nasale e l'arcata sopraccigliare, insomma vittima di un bello scontro 6 giorni fa in quel di Valdagno con Crocco. E allora Franco Giuliani per Davide Zanini, uno dei più positivi della formazione di Martin Chinestar. Davide Zanini, Andrea Dalla Valle, 7 gol per lui in 5 partite di questa Coppa Italia. Ottimo l'innesto dell'ex breganzese, insomma, poi la partita degli ex, da una parte Andrea Dalla Valle e Marco Zanfi, dall'altra Tanta Montecchio. Attenzione, Franco Giuliani per Nahuel Calvo, il suo connazionale. Stavo dicendo Tanta Montecchio anche dalla parte di Breganze con i fratelli Tagliapietra, insomma sono nati nelle giovanili qui di Montecchio, e non da ultimo Facu Posito che con i biancoverdi appunto è diventato Steccadoro nel 21-22 e poi 25 centri nel successivo campionato di A1 dietro al suo connazionale Marcos Vega. E allora Stefano Dal Santo in mezzo, pallina che resta nella disponibilità ora di Montecchio. Davide Zanini, Costenaro rientrato in pista, scivola a terra, sempre qualche giocatore veramente che deraglia, sandwich tra Costenaro e Dal Santo, Dalla Valle alla peggio. Il direttore di gara non si accorge dell'infortunio del numero 77. Abbiamo proprio visto benissimo come Cristian Costenaro e Dal Santo, insomma, si conoscono molto bene, non c'è stato livore, solamente ardore agonistico per questo contatto. Sempre fermi i falli a 5 per Breganze. E allora Agostini per Posito, sempre Facu, 14 del San Juan per Agostini, tenta lo smash
è il 14 e allora è il 5, si parla tanto spagnolo qui con Franco Giuliani, perde il tempo giusto per tirare, piccadigna, però ci vuole ben altro per impensierire un gatto come Giuseppe Tagliapietra. E allora attenzione, fallo di squadra, ecco il numero 6, Costenaro un po' troppo deciso su Davide Zanini. Pallina nella disponibilità bianco-verde, fischia il signor Fontana, all'indietro per Franco Giuliani, Dalla Valle, marcato a uomo da Agostini, veloce, gira la pallina per Montecchio con Nahuel Calvo, Zanini e poi in mezzo per Dalla Valle. La sfera è sempre di Montecchio, a causa di questa carica di Cristian Costenaro ci mette il fisico il ragazzotto numero 88 di Breganze. E allora Davide Zanini taglia Franco Giuliani, vediamo se viene servito ora. Nahuel Calvo ci va vicino tanto così dal suo primo gol qui in Italia. E allora in avanti Calvo, cinturato per un attimo da Cristian Costenaro, in buca d'angolo il 4, il 77 più libero, ancora di più in 5, e allora riparte Franco, sempre Calvo. A parte i primi minuti Inestar si affida insomma ai suoi connazionali, con Calvo che ha giocato veramente ampi spezzoni di primo tempo e ora è finito nel quintetto base di questo inizio secondo tempo. E allora Franco Giuliani, classica azione, la pallina resta lì con Dalla Valle, di classe il 77, assist per Davide Zanini. Franco Giuliani chiama a raccolta i suoi uomini, capitano coraggioso Franco, un altro capitano coraggioso Stefano Del Santo, 53 cede per Posito, in avanti Faco, in mezzo per Agostini, non ci arriva il 5, ci arriva l'altro 5, Franco Giuliani alla meglio, aiutato, anzi no, da Andrea Dalla Valle, ora sì, in avanti Andrea, finora ombra del partito, e che assist e che gol Davide Zanini. Davide Zanini riceve questo cioccolatino, lo scarta, ringrazia, azione in verticale da parte di Montecchio. Ed ora di nuovo Montecchio in avanti per 4-3, azione meravigliosa, insomma abbiamo visto anche con il contributo video di Luca Marcazzan questa prodezza da parte non solo dell'8 di Preara ma anche e soprattutto del 77, che ha fatto un assist veramente al bacio, ha eluso la difesa di Breganze e veramente ha messo in fondo al sacco il colpevole, in questo caso Giuseppe Tagliapietra. Allora con la bava alla bocca fa Posito in avanti, se la vede con Davide Zanini e attenzione ancora fa Posito, partita sull'8 volante per il divertimento, ma anche perché sono 4 i gol di Montecchio più 4 quelli di Breganze, non c'è un attimo di tregua, equilibrio perfetto tra le due formazioni, giusta dose di agonismo, giusta dose di conclusione, insomma una partita veramente veramente divertente. E ora attenzione, 5 secondi fischiati dal signor Fontana, ci avete messo troppo, ha detto il fischietto milanese. Dall'altra metà campo va rimessa la pallina, dice il direttore di gara a Giovanni Tagliapietra. E allora il 27 passerà per il capitano Stefano Del Santo. E allora Franco Giuliani, sempre con i suoi esorcismi, è un gusto sentirlo arrivare nei pressi di un giocatore, perché con la stecca, attenzione, liberissimo Agostini, però Nahuel Calvo trasforma la sua azione difensiva nella sua azione offensiva, da solo contro tutti, perde la pallina per opera del suo connazionale e concittadino Posito. Taglia pietra Marco Zanfi, ancora Calvo, in avanti per Andrea Dalla Valle, carica il 77, la pallina resta lì, ancora combatte come un leone Andrea,
ripiega, riparte Facu, sempre Posito con il suo classico stile. Dal Santo, Posito, ancora Facu, Posito, fermato in qualche modo da Calvo, la pallina resta lì, ingaggio, dice il signor Fontana, alza due dita al cielo. Sono volati via i primi 5 minuti e 56 secondi dall'inizio di questo secondo tempo. 6 minuti e 6 secondi per la precisione. E allora riparte il tanque argentino all'indietro per Dalla Valle. Attenzione ai secondi, bene in avanti Andrea per Nahuel Calvo. E allora sempre il 77, sempre per il 4. Alza il periscopio, cerca un'imbeccata, la trova in Davide Zanini. Intelligente azione dell'8 che però non viene premiato il taglio di Nahuel, però attenzione, Fabio Giuliani resta lì, rigore in movimento e la pallina non varca la soglia della porta. Veramente sembrava l'esito di una punizione di prima. Attraverso un rimpallo Franco si è trovato a tu per tu veramente a un metro con Giuseppe Tagliapietra, e allora Franco non ci sta, riparte di prima battuta Davide Zanini, conclusione fuori misura. Di nuovo Nahuel Calvo, in avanti il 4, sempre per Montecchio, però attenzione, sono 16 ore i secondi che mancano alla fine dell'azione utile. In mezzo Dalla Valle, sembra un po' alle corde ora Breganze, però attenzione, strattonato Tagliapietra Giovanni, cinturato da Franco Giuliani d'esperienza, però il fallo è il numero 12 e ora tutte e due le formazioni sono a 3 falli dal bonus. Breganze dalla prima volta, invece Montecchio ha già scollinato i primi 10 falli, pertanto è a 3 falli dal secondo bonus per la formazione in rossonero. Stefano Dal Santo sgasa in avanti, Calvo con una magia gli prende la pallina, riparte in avanti l'argentino, tenta il tiro, finisce dietro la rete di contenimento e ora Davide Zanini di forza contro Battaglin, il 28 e ora anche il 53 su di lui. Bravo il numero 8 a sgattaiolare, a passare per Dalla Valle, a ripiegare per Franco Giuliani. In avanti il 5 cerca un'idea, la trova in Michele Dalla Valle, che nel frattempo è entrato in pista al posto di Nahuel Calvo. E allora Davide Zanini dal nulla, di nuovo Davide Zanini con il gambale. Giuseppe Tagliapietra dice di no alla 8 di Preara. Grande parata questa di Giuseppe Tagliapietra, proprio ha chiuso la luce utile della sua porta al numero 8 Beniamino di casa Montechiese. Finisce al tappeto Franco Giuliani, ha qualcosa da dire Stefano Dal Santo, i due capitani scintille tra i due. Allora Michele Dalla Valle fa Posito all'indietro per Davide Zanini, e allora studio, pallina che resta lì per fortuna di Montecchio. Allora Davide Zanini contro Battaglin, abbraccio neanche tanto affettuoso del 28 sull'8, battuto bene per il direttore di gara. Giuliani in buca d'angolo, sempre la pallina lì pericolosamente, la alza per evitare la stecca di Posito. Giuliani perde la pallina Dal Santo da solo. Davide Zanini avrebbe forse fatto meglio a tentare il tiro, c'era Andrea Dalla Valle sul secondo palo che era un po' troppo caricato. Franco Giuliani da distanza siderale, pallina che viene bloccata da Giuseppe Tagliapietra, riparte Facu Posito. Se ne sono andati i primi 10 minuti del secondo tempo, coincidono con il fischio di signor Fontana, fallo di squadra numero 9 per Breganze, luce rossa che si accende anche nel totem
In casa Tiella la luce del time out è sempre quella chiesta dal tecnico breganzese, quindi time out per lui ma time out anche per noi. Allora, sono finiti i primi 45 secondi, la sirena che avete sentito certifica anche la fine degli ulteriori 15, se ne va il minuto di time out, Lavagnetta alla mano Inestar per caricare i suoi, e allora Dalla Valle Giuliani sulla pallina, osservati speciali da Giovanni Tagliapietra e Tommaso Battaglini, e allora Giuliani scivola, pallina imprecisa per Tognazzo, il 23 è entrato bene durante la prima frazione di gioco, sempre Battaglin, insomma Breganze l'anno scorso sostanzialmente era la formazione più giovane del girone che ha preso parte all'A2 e quest'anno la formazione appunto di A2 è un misto tra i reduci della A1 l'anno scorso, quindi Posito e Del Santo, e appunto i giovanotti allenati l'anno scorso da Gabritiella. Andrea Dalla Valle, sempre proteste da parte del pubblico, clima infuocato, passaggio impreciso, riparte Tagliapietra il 27 all'indietro, sempre per qualcuno dei suoi, e allora Tognazzo, Dalla Valle, ancora per Franco Giuliani, e il 5 ragiona, cerca di spostarlo da qualche parte, Battaglin con Tognazzo che ci è andato tanto così vicino al gol. Michele Dalla Valle, sempre per Tognazzo, Dalla Valle, guantone di Giuseppe Tagliapietra, butta la pallina vicino alla sua panchina, si riparte da una rimessa a tinte biancoverdi. Fischio io, dice il signor Fontana. Allora, Calvo, è entrato anche lui. Giuliani, filtrante che trova solamente il guantone di Giuseppe Tagliapietra. Giuliani contro Del Santo, uno dei duelli più interessanti di questa sera. Tommy Volpe, anche lui dentro. Tagliapietra Giovanni, Tommaso Battaglini. Tognazzo gli oscura la linea di passaggio verso Volpe per il ripiegamento, e ora Battaglin dice che c'è un fallo non a favore di Montecchio ma contro Montecchio, perché Giuliani l'ha toccata con il guanto. Ha il suo bel da fare il direttore di gara oggi, anche il nostro Luca Marcazzan ha il suo bel da fare, partita veramente in tensione del primo minuto, ai glides che dureranno qualche minuto. Nahuel Calvo in avanti con coraggio, l'argentino in mezzo, selva di gambe, quelle più leste sono quelle di Stefano Del Santo, all'indietro per Tommaso Volpe a memoria, perde la pallina all'87, a un altro passo Michele Dalla Valle, vediamo il 44 cosa decide di fare, tiro neutralizzato da Giuseppe Tagliapietra, e allora Del Santo, Tagliapietra a un altro passo rispetto a Franco Giuliani, però la pallina viene calamitata da Marco Zanfi, grandissima azione del portiere, e attenzione, Franco Giuliani ci pensa un po' troppo, palo esterno, riparte Tommaso Volpe. Ora sembra che gli schemi siano saltati
non ne hanno più. Franco Giuliani stanchissimo, anche Tommaso Volpe veramente con la lingua fuori. Toniazzo, Giuliani gli prende la pallina, fallo di squadra numero 10 e ora punizione di prima per Montecchio. Punizione di prima per Montecchio sulla sfera. Nahuel Calvo, curiosi appunto di vedere il giovane argentino come se la caverà con questa trasformazione. Insomma, trovano il tempo le panchine anche di dare qualche suggerimento ai propri giocatori. Non è un vero e proprio time out, non viene segnato nella contabilità dei tempi, ma di fatto è così. Soprattutto i portieri insomma, fanno un time out a sé. Vediamo appunto Marco Todeschini, anche lui ex della partita, che aiuta Giuseppe Tagliapietra ad infilarsi il caschetto. Marco Todeschini che è stato secondo l'anno scorso qui a Montecchio, secondo di Carlo Sanson. L'anno prima era a Valdagno in A1, secondo a Bruno Sgaria, quindi portiere di grandissima esperienza, ormai uomo spogliatoio. Quest'anno ha deciso appunto di andare a Breganze. Nahuel Calvo contro Tagliapietra, attenzione, Nahuel Calvo ipnotizzato, Giuseppe Tagliapietra bagna con il suo primo pesantissimo gol questa esperienza italiana. Nahuel Calvo trasforma freddo come il ghiaccio questa punizione di prima, rimette il muso in avanti Montecchio. Ora vediamo se questo vantaggio durerà qualche minuto in più, perché finora sia per quanto riguarda i vantaggi di Breganze che quelli di Montecchio subito le squadre hanno risposto, e pertanto vediamo ora se le difese faranno il loro lavoro o se saliremo di nuovo sull'ottovolante. Ne approfittiamo anche noi insomma, per rifiatare veramente partita dai 1000 contenuti, dalle 1000 emozioni. Allora, fischia il signor Fontana, in avanti Breganze, e allora Toniazzo con coraggio in avanti il 23, bene per Michele Della Valle che si era messo nell'angolino pronto per ributtarla in mezzo, e allora fa Cuposito, attenzione al 14, sa come far male a quelli di Montecchio il ragazzo di San Juan. Tommaso Battaglin carica, ottima l'azione difensiva di Toniazzo, consegna la posta per Franco Giuliani, in avanti Calvo. Nahuel sempre in possesso della pallina, poteva continuare, ha preferito andare sulle sue certezze. Legacy Franco Giuliani, Michele Della Valle deraglia a terra Tommaso Volpe, fallo di squadra dice il direttore di gara, è il numero 13 per Montecchio. Allora si riparte sempre con Tommaso Battaglin, ancora per Tommaso Volpe, ora per Facu Posito, di nuovo dalle retrovie Breganze. Per linee orizzontali sempre la formazione rossonera, e ora Giovanni Tagliapietra, Tommaso Battaglin finisce in buca d'angolo, ci arriva anche il singolo del San Juan, in avanti per Calvo, non si capiscono i due, gioco in quota, pallina troppo alta dice il signor Fontana, proprio ha mimato chiaramente quello che è successo. Pallina bianco-verde, sempre con Nahuel Calvo, insomma ha fatto le prove generali l'argentino nel primo tempo, e nella seconda frazione di gioco ci ha fatto vedere anche una buona proprietà di palleggio con quella punizione di prima che ha permesso appunto a Montecchio di andare sul 5. E ora passaggio all'indietro che
non ha trovato una maglia bianco-verde a riceverla, infrazione di campo, attenzione ancora ai secondi, in avanti dalla Valle, tenta il tiro, pallina nella terra di nessuno, ci arriva Franco Giuliani che fa un po' da chioccia a questi giovanotti montechiesi, appunto Toniazzo giovanissimo. Con coraggio il 23, bene per Davide Zanini, dal nulla era sbucato dalle retrovie, ottima lettura da parte di Toniazzo e ora riprende la pallina Montecchio, ma con il brivido, liscio clamoroso in fase difensiva. Allora, Calvo per Toniazzo, la linea verde di Montecchio non si fa sorprendere, Facu Posito inibito, era Tommaso Volpe, esterno della rete, sportellata con Michele Dalla Valle, fermi tutti, dice il direttore di gara, si tocca la spalla Tommy, però c'è anche un time out, questa volta chiamato da Martin Hinestar, si lamentano quelli di Breganze, rumoreggia il pubblico, ottimo colpo d'occhio qui alla Palavaccari per questo derby dell'Astico, spalti generosi oggi appunto con una buona rappresentanza di Breganze e il sempre presente zoccolo duro di Montecchio con le giovanili lì sulla nostra destra. E allora time out Montecchio. Allora finisce il time out, si deve riprendere con un ingaggio, dice il signor Fontana, alza le sue due dita al cielo, da quel punto lì, sulla pallina 2 di San Juan, Facu Posito e dall'altra Nauel Calvo, la pallina finisce fuori, si deve ripartire da lì, vediamo di chi è la pallina, è di Breganze. Posito, tagliapietra Giovanni, affettuosamente abbracciato da Andrea Dalla Valle in mezzo all'area, ci mette il guantone Marco Zampi, la pallina finisce fuori e fallo di squadra a carico di Breganze, abbocca la provocazione Giovanni Tagliapietra, se la ride anche Andrea, ovviamente si gioca d'esperienza e si gioca sempre sul filo di lana, partita tiratissima, mancano 8,58 alla fine di questa avvincente sfida tra Montecchio e Breganze. Vediamo anche un po' cosa sta facendo il Tiene dall'altra parte al palaceccato. Il Tiene ormai ha preso il largo, 7-2 su Trissino, quindi momentaneamente la formazione di Retis in solitaria in vetta alla classifica di questa Coppa Italia, in attesa appunto di conoscere il risultato di domani al Palalido tra Valdagno e Roller Bassano. Allora Nauel Calvo in avanti e il 4, retroporta per Michele Dalla Valle, una mano sulla stecca solamente, non gli permette un grip migliore e allora attenzione, gol di Giovanni Tagliapietra, passaggio che mette fuori causa tutta la difesa di Montecchio, come un falco il giovanotto in rossonero con il numero 27 sigla il punto del pareggio. Tutto da rifare per Montecchio, 5 pari, partita veramente meravigliosa. Con questo gol appunto Giovanni
va a quota 3 marcature in 5 convocazioni di Coppa Italia 24-25. E allora c'è stato un Franco Giuliani d'esperienza, ha detto insomma hanno segnato sì, però hanno fatto anche un time out, quindi ti conviene fischiare, arbitro. E allora riparte Breganze. Allora, Franco Giuliani, la pallina va nella stecca di Davide Zanini e allora Davide Zanini impatta, incrocia su Andrea Della Valle, mi sembra di aver capito, no, su uno di Breganze, la rimessa è bianco-verde. E allora Montecchio con Dalla Valle, Nicola Pozzo rientra in pista, Nick in avanti per Davide, più lesto di tutti Tommaso Volpe, in verticale per Agostini, duello fra 5, alla meglio per ora quello in bianco-verde, vediamo se si aiuta con un fallo il breganzese, così non è. Franco Giuliani sempre fulmina con lo sguardo il direttore di gara. E allora Posito si distende in avanti Breganze, mancano 7 minuti e 24 alla fine del match. Giovanni Tagliapietra per Tommaso Volpe, Tommy gira, cerca un servizio, lo trova con qualche fatica su Agostini, all'indietro per Tagliapietra, blocco di Tommaso Volpe, ci mette il fisico, ne blocca 2. Posito in avanti l'argentino, forse il primo errore di Giovanni Tagliapietra questa sera, non riesce in un facile stop. Andrea Dalla Valle da solo contro Volpe, in avanti ancora il 77, vediamo se si mette in proprio, no, ripassa per Zanini, collaborazione con Giuliani, tenta un tiro, attenzione Agostini, toccato duro, abbiamo sentito che ha lanciato un urlo incredibile. E allora Agostini contro Zanini, i due a sportellate, attenzione Nicola Pozzo, bravissimo a prendere la pallina, vediamo se la trattiene, gomitata di Agostini, non viene vista dal direttore di gara, ora sì c'è un fallo, però senza segnare un fallo di squadra, siamo a 13 falli di squadra per Montecchio, 11 per Breganze, partita a dir poco spigolosa. E allora Davide Zanini, Nicola Pozzo, Tagliapietra lo sposta, riceve Franco Giuliani, controllato dall'altro capitano Stefano Dal Santo, Giuliani per Davide Zanini, insomma, ancora Davide, Nicola fa il blocco, pallina resta lì, Dalla Valle scivola a terra, va tutto bene per il direttore di gara, gioco di sponda di Dal Santo per Tagliapietra, pallina sempre rossonera. Tommaso Volpe tenta il tiro per un attimo, ora sì, lo riprende Dalla Valle, gioco a 2, vediamo se di Montecchio, ancora Dalla Valle, si alza la pallina, non abbocca Giuseppe Tagliapietra e allora Tommaso Volpe da solo contro tutti, perde la sfera, la riprende Montecchio, in avanti Dalla Valle, la chiama Giuliani, da solo, sempre a terra e attenzione, fallo di squadra numero 12 per Breganze. C'è da pulire il parquet, il fischio del direttore di gara coincide con il time out numero 2 chiesto da Martin di Inescar, che dice ad Andrea Dalla Valle: vieni qua vicino, devo dirti qualcosa di interessante.
Sì, sì, è Cica, sì. Allora, squadra in pista, urlo propiziatorio da parte di Montecchio, c'è bisogno ora di garra argentina per portare a casa questa partita, ma quelli dall'altra parte non ci stanno, hanno sempre risposto colpo su colpo ai gol di Giuliani e Co. E allora, Franco Giuliani, attenzione Davide Zanini dalla valle, la pallina resta lì troppo angolato. Il 77, stecca su stecca, sfera Montechiese. Inestar, insomma, epilogo di time out verso Davide Zanini, insomma, gli sta continuando a dare qualche indicazione in più all'8. Allora, Andrea Dalla Valle, Franco Giuliani, sfera Montechiese con irregolarità Franco, attenzione, il direttore di gara dice che deve mettere la pallina lì, chiama le distanze tagliapietra, il direttore di gara dice va bene, sono 2 metri. Allora, in avanti in Breganze, allora Dal Santo contro Giuliani, cade a terra. Io oggettivamente non sono riuscito a vedere perché i 2 giocatori mi davano la schiena, quindi non ho visto bene cosa è successo. Sembra che ci sia stato un colpo da parte di Giuliani ai danni di Stefano Dal Santo, sembra abbia appoggiato la sua mano al ventre, non mi è sembrato, almeno così, vedendo insomma un replay un po' distante, un evento degno di nota. Chiaramente è troppo veloce l'azione, e allora si ripartirà da quel punto lì, dice il signor Fontana. Extra lavoro, deve fare gli straordinari oggi il direttore di gara, animi abbastanza agitati, insomma 25 falli di squadra, 4:20 alla fine della partita sul cronometro. Zanini per Nahuel Calvo, è rientrato in pista anche lui. Allora Agostini per Posito, bene per Tagliapietra, la pallina si impenna, resta nella disponibilità di Montecchio. E allora Calvo per Giuliani, combinazione argentina, senza pensare troppo per il sottile Giuliani tira. E allora attenzione Calvo, anzi Dalla Valle era lì, viene strattonato a terra, fa tutto bene. E allora Tagliapietra, Agostini, in avanti Breganze, in avanti con il 5, l'altro 5 a Franco Bollarlo, si buttano forse un po' troppo a terra quelli di Breganze. Adesso non ha boccato alla provocazione il direttore di gara, insomma era abbastanza chiaro, è stato un semplice contatto di gioco, nulla di cattivo. Allora, Davide Zanini per Andrea Dalla Valle, linea di tiro sporcata da una stecca rossonera. Ancora Andrea Dalla Valle, sicuramente il più positivo dei suoi, ma 2 gol, tanta qualità, tanta quantità. Allora taglio sempre di Andrea Dalla Valle, non c'è aggancio, in avanti Calvo, l'argentino con coraggio, sempre Davide Zanini, pallina che resta lì, attenzione, palla per Andrea Dalla Valle. Hanno confezionato un'azione incredibile, stavano per scambiarsi il favore di prima i 2. Allora Dal Santo, 162 secondi alla fine di questa incredibile partita. Agostini controllato davanti da Dalla Valle, da dietro da Giuliani, osservato speciale il 5. E allora Giuliani, però Marco Zanfi, secondo miracolo di giornata, resta lì Marco. E attenzione, fallo di squadra, il numero 12 per Breganze. Si accende il totem, la luce verde
della parte sempre di Gabritiella e quindi time out. Allora si può ripartire con il gioco, ingaggio Dal Santo nel multiverso, pallina finisce fuori, la riprende Franco Giuliani, 143 secondi alla fine del match, attenzione, pressing altissimo da parte di Breganze, ha i suoi frutti, riconquista la pallina Dal Santo, di nuovo il capitano in avanti, pallina che si impegna sempre dietro le reti di contenimento e allora con la bava alla bocca, Calvo in avanti, veramente per un amen non riesce Montecchio a segnare il punto del 6, azione clamorosa questa, attenzione, si è fatto di nuovo male Tagliapietra, si tocca la spalla, aiutato da Stefano Dal Santo, scontro fortuito di gioco, entrano i sanitari e allora adesso se i sanitari entrano il giocatore deve necessariamente, una volta che speriamo si sarà ripreso, abbandonare la pista e Gabritiella dovrà quindi operare un cambio. Vediamo nel frattempo se qualcuno dei suoi si sta già preparandosi, c'è già Battaglin pronto per entrare in pista, quindi entrano i sanitari, uscirà Giovanni Tagliapietra, sì, sembra proprio una contusione alla spalla, vediamo se con la sapiente regia di Luca Marcazzan in avanti, lo vediamo, e lì niente, non siamo riusciti a scorgere il momento giusto, insomma speriamo insomma che non sia nulla di grave per il giovane talento in forza al Breganze. Sono 3 i fratelli Tagliapietra convocati da coach Gabritiella, appunto uno è Antonio, il numero 13, l'abbiamo visto entrare prima nel primo tempo, poi in porta titolarissimo Giuseppe Tagliapietra e poi Giovanni che si è alzato e si sta avvicinando, lacrime agli occhi alla panchina perché probabilmente la spalla gli sarà uscita, vediamo appunto che si tocca con dolore, spiace insomma vedere queste scene, gli auguriamo veramente ogni forma di bene. Alla 27, sì, spalla proprio nella caduta, probabilmente gli è rimasta lì e quindi si ripartirà con Battaglin che è entrato in pista. Nel frattempo do anche il finale della partita del Palaceccato, la formazione di Nicola Raetti Siltiene ha avuto la meglio su quella di Dennis Boscaro per 7-2, quindi bando alle ciance, torniamo qui in diretta al Palavaccari perché c'è una partita, saranno 1 minuto e 46 secondi al Fulmicotone con un'azione da una parte e dall'altra, saltano gli schemi, gioco a 2 di Breganze tra Battaglin e Agostini, non riceve la pallina, attenzione Capitan Dal Santo, di nuovo Battaglin, tiro strozzato e allora Davide Zanini d'esperienza cerca di suonare la carica per i suoi, Andrea Dalla Valle intercetta la sfera Paco Posto, un altro che a livello di esperienza ne ha da vendere, tunnel su Dalla Valle, chiama in avanti i suoi Stefano Dal Santo, sente che è il momento buono e allora la stecca del 5 allunga la pallina, gli ritorna al 14 la sfera, eccolo qui Franco Posito,
Tommy Battaglin, sempre per Facu Posito, testa alta, alza il periscopio il 14, 56 secondi alla fine delle partite, abbiamo già iniziato l'ultimo giro di lancette, la pallina arriva a Franco Giuliani, resta lì per un amen veramente, Breganze non se l'è vista dentro questa pallina, allora Franco Giuliani di taglio e la pallina danza sulla riga, non è gol, dice il direttore di gara. Dello stesso avviso siamo anche noi, abbiamo visto che la pallina ha superato l'ombra del portiere, insomma, ma è rimasta sempre al di qua, quindi no gol, non c'è bisogno del VAR, anche se comunque non c'è. E allora Agostini cadono in 3, si porta avanti con il pattino, la pallina non è più fallo di pattino, lo ricordo da un paio d'anni. E allora Facu Posito, attenzione, fischia, il direttore di gara dice che bisogna asciugare lì. Insomma, hanno avuto un bel da fare tutti quanti qui, noi qui in regia a commentare una partita a dir poco vivace, quelli sugli spalti, i giocatori in pista, i tecnici, i direttori di gara, ma anche gli addetti alla pulizia del parquet sono stati chiamati dentro, penso, una quindicina di volte, perché tanti giocatori a terra vuol dire tanto agonismo. Prova ne è il fatto che appunto sono ben 25 i falli di squadra segnalati dal primo fischietto milanese, 19 sono invece i secondi che mancano alla fine di questa partita, un 5-5 pirotecnico, partita da tripla, l'abbiamo detto proprio dall'inizio, le due squadre sono separate solamente da un punto, anche se diciamo che la bilancia più che altro per il blasone penderebbe dalla parte di Breganze, appunto essendo una squadra che è stata appunto retrocessa l'anno scorso dalla 1, ha tenuto due pedine importantissime come Posito e come Dal Santo, e allora adesso per un amen veramente Agostini non conclude, però è il direttore di gara che conclude con il triplice fischio questa sfida. Se le sono date di santa ragione, 5-5 clamoroso, partita incredibile, però dopo veramente un agonismo incredibile, vediamo a metà pista tutti i giocatori che si scambiano il 5, tanti si conoscono benissimo, si salutano in argentino Nahuel Calvo, Facu Posito, Agostini con Zanini, Costenaro, allora Tommaso Volpe con Marco Zanfi, abbracci, saluti. Sì, non c'è più, come prevede la liturgia dell'incontro, la raccolta a metà pista e il saluto al pubblico, adesso c'è proprio il saluto spontaneo da parte delle formazioni. Bene, allora io direi che a questo punto possiamo terminare la diretta qui dalla Palavaccari con un 5-5 tra Montecchio e Breganze, partita meravigliosa. Allora io ringrazio qui in regia Luca Marcazzan e Carlo Dalla Valle, perché oggi veramente hanno fatto gli straordinari, ragazzi, dopo saprò come ricompensarvi e vi do appuntamento alla prossima partita. Gabri.
però vai fuori. Così fa che fa? Fai una qualcun altro, sì, ok.